Forse ancora prima di Armelau, il primo insomma a suggerire l'uso e la dotazione di cosiddetti taser è stato Raffaele Padrone. Sì, Dottore, ben ritrovato, anche a voi. vicepresidente, vice segretario nazionale di FSP e Polizia di Stato. Beh, ormai la situazione forse per certi aspetti sta sfuggendo di mano, si cerca di correre ai ripari. Il taser è la soluzione ideale. Armelau dice forse i colleghi non sarebbero stati feriti se avessero avuto il taser in dotazione. Sì, io saluto Mauro dall'altra parte della nostra regione, ma d'altronde Mauro ribadisce ciò che stiamo dicendo da anni. Prima ci fu una sperimentazione su 7 città, poi nel 2019 abbiamo inserito questo strumento di difesa per chi ogni giorno H24 è sulla strada a combattere il crimine. Allora non possiamo sparare, se vi ricordate, sempre lo ripeto, e visto che lei ha detto è da anni che lo dico, quei famosi protocolli di intervento non esistono. L'utilizzo dello sfolagente, perché non si può neanche chiamare più manganello perché ti dicono che sei fascista. Allora tutti questi sistemi di difesa servono principalmente anche per non far male neanche al malvivente a questo punto, no? Perché neutralizzi la situazione, congeli la situazione e né uno né l'altro rischia di farsi male. Abbiamo avuto dei processi perché qualcuno nell'eccesso dell'intervento ha utilizzato una forza maggiore, superiore al malvivente ed è andato sotto processo. Allora perché dobbiamo, è un processo che poi, ripeto, subisce il collega, sono due, uno interno e uno esterno in tribunale. Allora perché arrivare... L'agonia mediatica, tra l'altro. Ah beh, quello è poco ma sicuro. Sotto casa, quindi Sì, come vita privata tu hai finito. Ecco. sì, quindi quello è poco ma sicuro. Quindi non vedo perché si debba, credevamo che questo governo accelerasse questi tempi. Ecco, no? Perché qua sento fior di persone che hanno parlato di politica, io dico neanche questo governo ci ha dato la mano, ha teso la mano, ma non ci ha dato la mano nel gioco di parole per venire fuori con determinate leggi speciali che servono agli operatori di polizia. Ma dalla legge sicurezza lei si sarebbe aspettato un io, qualcosa di lei più di coraggio. si ricorda, e chi non vuole vada a vedersi nella mia pagina Facebook, vada a rivedere le interviste che abbiamo fatto qui insieme, in momenti in cui questo governo sembrava così una colla fortissima. Io dicevo, ma fondamentalmente su questo decreto sicurezza non c'è nulla per l'operatore di polizia. È una delle poche volte ultime che sono venuto e ho detto, visto che il ministro dell'interno Salvini si era dato così da fare per proporre questo decreto sicurezza bis, si dia da fare adesso, dissi queste parole, per accelerare le tempistiche per i nostri problemi che abbiamo. Cioè, ci sono spariti 3 miliardi e mezzo di euro per il comparto sicurezza, per comprare queste armi, per comprare le macchine nuove, per comprare i giubbetti nuovi ai colleghi, ripeto, che rischiano la vita, cioè per l'esercitazione di tiro, per investire nelle nuove strutture, nelle nuove questure, quindi per dare la possibilità al MEF di avere dei soldi per istituire dei corsi per nuovi agenti di polizia. Cioè, io dissi, sono passati alcuni mesi, abbiamo visto che personale che doveva essere arruolato, che doveva arrivare nelle strutture non solo di Pordenone, perché ogni volta poi si chiede, certo, ma a Pordenone arrivano, sono arrivati, si fa, mi pare, io ho sentito altre interviste, mi pare che facciamo i giochi, ma sono arrivati 15, sì, intanto 1 anno e mezzo fa ormai è passato il tempo, ma sono andati via 2, ma allora siamo più 1 e siamo più 3, ma allora facciamo ridere, questo accade in tutta Italia, sì, no. Quindi è normale, l'ha detto il capo della polizia, l'ha ribadito anche in questi giorni il capo della polizia. La polizia in pole position per diventare ministro, tra le altre cose. No, ma non questo. Allora, in politica quando si fanno i nomi vuol dire che sei già bruciato, però si parlava di fare ministro
è un ex capo della polizia. Ma io ho letto il nome di Gabrielli, No, io ho letto quello di Pansa, vedi? No, io ho letto il nome di Gabrielli l'altro giorno, come no, ministro, come tecnico, no? È Chiara D'Azau che mi dice di sì. Ecco, quindi prima Pansa, adesso Gabrielli, me l'ha detto lei, si vede che stavo in ferie e volevo staccare la spina da questa situazione, però voglio dire, non abbiamo ottenuto nulla di più che gli arruolamenti che erano già stati previsti in un triennio da altri governi. Allora, è facile dire, io mi sono lamentato di questo anche quando abbiamo parlato dei porti chiusi. Io ho detto, per me i porti sono sempre aperti. Vedo che i colleghi continuano ad andare aggregati, ho saputo che oggi pomeriggio dagli aggregati abbiamo avuto un arrivo, uno sbarco questo pomeriggio della nave con altri profughi a Pozzallo, quindi significa che non c'è più neanche questo rispetto per le istituzioni militari che ti impongono l'alto, tutti entrano e come diceva prima il ministro, l'onorevole Sut e il vice sindaco della Lega Nord, insomma c'è un po' una confusione in questi accordi internazionali, ma soprattutto in questo decreto sicurezza che l'ex ministro dell'interno aveva proposto. Stiamo a vedere anche per noi, quindi anche noi della Polizia di Stato, delle Forze dell'Ordine e del comparto sicurezza ci attendiamo che sia fatta chiarezza, certo, solo per quanto riguarda il comparto sicurezza, per quello che mi interessa. Poi andremo a criticare man mano, insomma, che questo viene fuori, delle problematiche soprattutto che vengono a nostro discapito, perché vedo e ripeto, per il momento nessuno ha dato nulla. Ho criticato prima l'onorevole Sut, ho detto guardate che anche voi ci avete attaccato, non solo quelli del PD, quando ho ricordato all'onorevole quando qualcuno del 5 Stelle voleva metterci i numerini sui caschi mentre stavamo facendo l'ordine pubblico, mi sembrava un'idiozia, l'ho ribadito a lui, ho detto quindi insomma vedete un po' di andare negli accordi, ma se la sicurezza non deve avere colore politico, questo è quello che dico io, non deve avere colore politico. Ci sentiamo nei prossimi appuntamenti, grazie come sempre a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Si torna a scuola, corsa all'acquisto di libri e cartoleria, non mancheranno però i rincari per le famiglie, il servizio